Diamo il benvenuto all'ospite della domenica, Francesco Russo Morosoli, che è il patron della funivia dell'Etna. Buongiorno, buona domenica, benvenuto, complimenti, bellissima attività questa qui dell'Etna. È una cosa straordinaria avere un impianto di questo genere su un vulcano attivo, il vulcano più importante d'Europa. Buongiorno dottore Cocuzza e grazie per l'invito. Sì, è un'impresa abbastanza peculiare, per cui siamo quasi unici al mondo. In realtà c'è qualche altra funivia su vulcani, però certamente l'Etna è il vulcano attivo più alto d'Europa, ci ha già distrutto 5 volte. Nessuna compagnia di assicurazioni disposta a coprirne il rischio, per cui è un'attività dove realmente o la si fa con tanta passione oppure si getta la spugna. E voi avete perseguito con grande impegno e soddisfazione di tutti noi. Proviamo a vedere un minuto di emozioni di quelle che si provano dalle parti vostre. Ecco, abbiamo visto anche un mezzo, perché voi avete anche, oltre alla funivia, avete anche altri mezzi. Sì, abbiamo degli speciali mezzi militari fuoristrada, perché il primo tratto lo percorriamo con l'ausilio della telecabina che arriva fino a 2500 metri di quota, e poi con l'ausilio invece di questi mezzi speciali fuoristrada 4x4, sono bus che da 28 posti circa, arriviamo fino ai 3000 metri. Questo in condizioni chiaramente di condizioni ordinarie, poi dobbiamo limitarci in base a quello che ci dice la protezione civile, la prefettura. Sempre salendo dalla parte sud, da Nicolosi, diciamo. Sì, salendo da Nicolosi si arriva al piazzale Rifugio Sapienza, da lì c'è la stazione di partenza della funivia e si comincia l'escursione che dura circa 2 ore, 2 ore e mezza. 2 ore, 2 ore e mezza. Ecco, ma qual è, diciamo così, ci sono rischi, ci sono pericoli? Abbiamo visto che avete avuto addirittura colate laviche, vero? Certo, come dicevo prima, siamo stati distrutti 5 volte. L'Etna è un vulcano che ogni anno fa le sue attività, per cui è normale, quindi è normale anche avere delle procedure. In quanti entrano in una cabina che stiamo vedendo adesso? Sì, le cabine sono da 6 posti. 6 posti. Ne parte una circa ogni 45 secondi, per cui diciamo che lavoriamo a... Mamma mia, quando si vedono quelle esplosioni, uno dice aiuto! Sì, però è anche appunto bellissimo, come possiamo vedere in queste immagini, portare i gruppi proprio quasi a toccarla la lava. Perché vengono da tutto il mondo, Vengono vero? da tutto il mondo, sì. Abbiamo turisti che vengono da tutte le parti del mondo per ammirare il nostro vulcano ed è appunto un orgoglio da parte nostra, da parte di tutti i siciliani, tutta la Sicilia, avere diciamo, questa bellezza naturalistica che ci invidia tutto il mondo. Davvero. E dunque, la storia della funivia dell'Etna comincia con suo padre, vero? La storia della funivia dell'Etna in realtà comincia anche prima, con il conte Dino Loratotino, che è conte di Cervinia, che decide di fare questa funivia su un vulcano attivo. Quindi, che anni siamo? Parliamo del 1953. La funivia inizia la sua storia nel 1953. Quest'anno infatti festeggiamo i 70 anni di attività. Che bel compleanno, fantastico! Quindi, siamo orgogliosi. Quindi il conte decide di fare questa funivia. Il conte era un esperto perché ne aveva già fatte diverse al nord e quindi decide comunque di mettere in società anche dei soci autoctoni. In quel momento mio padre era da sempre, diciamo, concessionario di automobili e il genero del conte era ispettore Peugeot ai tempi, per cui chiese a mio padre se voleva imbarcarsi in questa avventura. Mio padre disse sì e da lì partì tutto. Poi il conte uscì, le figlie del conte uscirono dalla società e rimase solo papà ed eccoci qua. E lui era una persona che personalità aveva per accettare una scommessa di questo genere, suo padre?
Ma papà era testardo, tenace, diciamo, ma come tutti gli imprenditori, non è che sì, magari la nostra azienda è un attimino un po' più particolare magari di una normale rivendita di qualcosa, però tutti gli imprenditori, diciamo, visto che sono accomunati dalle stesse caratteristiche, per cui papà è una persona molto generosa, l'ho visto sempre disponibile ad aiutare il prossimo, tenace, amava la montagna in una maniera eccezionale, per cui ogni colata, sì, è vero che si vedevano letteralmente andare in fumo i sacrifici di una vita, però lui ricostruiva sempre e non vedeva l'ora di rimettere in piedi l'impianto. E lei ha ereditato tutto questo da suo padre, più o meno? E io cerco, diciamo, nel mio piccolo di essere degno successore. Beh, certo, quando si vedono queste immagini uno, mamma mia, pensa, sono affascinanti e tutti veramente da tutto il mondo vengono per ammirarle, però poi uno quando c'è dentro anche con attività di lavoro un pochino è più preoccupante, no? Beh, certo, noi diciamo che oggi i nuovi regolamenti un po' ci limitano, in quanto in passato noi queste eruzioni, questi parossismi, queste esplosioni di cenere, la pilli, la colata, era un evento non temuto ma addirittura atteso. Noi l'attendevamo perché era la pubblicità più bella che potevamo avere, uscivamo sui telegiornali nazionali, portavamo i turisti a vedere proprio la colata, proprio a 1 metro dalla colata, addirittura con dei forconi prendevamo la lava incandescente e nelle apposite forme facevamo i posaceneri da regalare ai turisti. I proprio, famosi portaceneri i famosi posaceneri di lava li regalavamo in tempo proprio in diretta ai turisti che erano lì sulla colata. Oggi c'è un approccio che io non querendo assolutamente, c'è un approccio un attimino più prudenziale, certo. Però ecco, bisognerebbe un attimo pensare che se siamo riusciti a portare il nome dell'Etna, il brand dell'Etna così in alto nel mondo, a farci riconoscere patrimonio dell'umanità, ma forse era la direzione giusta, non lo so, può darsi che invece... Ma sicuramente, quando è stata l'ultima volta, adesso facendo scongiuri e tutto, l'ultima volta che è andata giù o avete dovuto bloccarla per... Dunque, l'ultima volta che abbiamo dovuto bloccare l'attività è stato 10 giorni fa, con un'ordinanza che abbiamo avuto dal Comune che era di Nicola. successo? Dunque, no, l'INGV aveva registrato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva registrato dei tremori importanti ecco. all'interno del bacino magmatico, comunque del cratere o dei crateri, perché l'Etna non è un vulcano ma è un apparato vulcanico e sembra una differenza lieve ma in realtà è sostanziale. Certo. E quindi ha diramato ovviamente la notizia alla Protezione Civile, che ha invitato, diciamo, i comuni prudenzialmente a emanare un'ordinanza per, diciamo, chiudere le attività escursionistiche. Che è durato poco, però poi è ripreso. Sì, no, è durato 1 giorno, poi la situazione è rientrata assolutamente. Dico, quindi voi adesso siete in stretto contatto con l'Istituto di Vulcanologia che vi dice attenzione, fermate, sì, eccetera. Assolutamente, noi diciamo che pendiamo dalle labbra dell'INGV e della Protezione Civile, come è giusto che sia, anche se diciamo che ci farebbe piacere essere un attimino anche noi più ascoltati, diciamo, perché siamo lì tutti i giorni insieme alle guide alpine che svolgono un lavoro egregio di accompagnamento turistico e che sono conoscitori del vulcano. Beh, le guide dell'Etna sono veramente, conoscono a memoria. E lei, posso dirlo, ha incrementato, come dire, anche gli introiti, il fatturato della sua azienda, è vero questo? Sì, diciamo che dopo la morte di papà forse avrò azzeccato qualche diciamo, iniziativa, molta fortuna, i flussi turistici che arrivavano in abbondanza. Comunque devo dire che in 4 anni abbiamo raddoppiato l'utile netto dell'azienda. Raddoppiato, sì, complimenti. Beh, è fantastico. È vero che ha dei progetti anche per le gole dell'Alcantara?
Sì, ho dei progetti di Regole dell'Alcantara in quanto abbiamo già fatto degli investimenti, li avevo già cominciati io, li ha portati a termine l'amministratore delegato della società, che è l'avvocato Francesco Carpinato, che colgo l'occasione per ringraziare perché svolge un lavoro egregio e veramente... Ci fa piacere salutarlo. E che pensate di fare lì? Alle Gole dell'Alcantara faremo le escursioni fino, diciamo, nell'alveo del fiume, fino ad arrivare alle pareti rocciose maestose che ci sono alle Gole dell'Alcantara, spiegare ai turisti appunto tutta la geogenesi un po' delle gole, come si sono formate, e fondamentalmente farli fruire di un altro pezzo di territorio nostro siciliano bellissimo. E quindi fondamentalmente fare quello che facciamo già sull'Etna, farlo anche alle Gole dell'Alcantara. Quindi con un servizio di accompagnamento molto più intenso di quello che è piuttosto raro oggi, no? Sì, diciamo che appunto metteremo, diciamo, il nostro know-how che abbiamo sull'Etna, lo metteremo nelle Gole dell'Alcantara. Abbiamo già comprato i terreni fino all'alveo del fiume, abbiamo comprato i ristoranti, bar, anche strutture extraalberghiere, dico, per cui spero che già dalla fine di quest'anno, ma più sicuramente l'anno prossimo. Lì si arriva, tanto per chi non fosse siciliano di passaggio e ci sta guardando, come fa ad arrivarci alle Gole? Alle Gole basta uscire a Giardini Naxos, prendere per Trappitello e poi in direzione Francavilla, Mottacamastra, e si arriva, è abbastanza ben indicato. Ed è lì che farete un museo, è vero? Volete fare anche, vuol fare? Il museo lo faremo sull'Etna. Sull'Etna? Durante la pandemia ci è venuta questa idea, anche perché abbiamo la vecchia stazione che noi affettuosamente chiamiamo Highlander, perché è l'unico immobile dal 1953 a non essere mai stato distrutto dalla lava. Poi la lava ha distrutto tutto. Piazzale compreso, parcheggi, bar, ristoranti, tutto, tranne anche la nostra stazione di partenza, tranne la vecchia stazione. E all'interno della vecchia stazione abbiamo pensato di fare un'esposizione anche museale. Perché porta bene, evidentemente è posizionata bene, è fortunata, e quindi lì dentro costruirete il museo? Sì, vorremmo fare appunto questa esposizione museale che l'idea è quella di far ripercorrere al turista, comunque al fruitore, diciamo tutta l'età evolutiva del vulcano, fino magari poi a riuscire ad affacciarsi con le apposite tecnologie, affacciarsi virtualmente sul bordo del cratere centrale. A proposito di affacciarsi, lei è anche realizzatore di cinema, è vero? O di filmati, quindi stiamo vedendo bellissime questi qua. Sì, allora diciamo che nel 2015 abbiamo realizzato una sala cinematografica in 7D, era all'epoca 7D era all'epoca la terza in Italia, e praticamente il turista con gli occhialetti, quelli stereoscopici per la stereoscopia, si trovava in mezzo a un'eruzione dalla quale doveva fuggire. E quindi insomma c'era l'effetto stereoscopico, quindi arrivavano addosso lava, lapilli, esplosioni. Bellissimo. Sì, era abbastanza simpatico. Ma dove l'avete installato tutto questo? Sempre nella vecchia stazione, c'è una parte che adesso è adibita a cinema. La cosa simpatica è che pensavamo che funzionasse per i bambini o solo per i bambini. In realtà i bambini, qualcuno usciva piangendo, certo. E invece gli adulti uscivano ridendo divertitissimi. Impazziti. Per cui... I bambini si spaventano, è anche comprensibile, giusto, però gli adulti impazziscono a vedere. Diciamo che uscivano tutti col sorriso. Felici. Ecco, adesso noti dolente che lei non senta niente, però un suo commento ci terrei a fare. Abbiamo visto recentemente immagini, quote basse dell'Etna, non stiamo parlando di sommità, non c'entrate nulla, ma di gente che va là e la usa come una discarica. Dottore Cucuzza, purtroppo sì, perché la cultura del nostro territorio come senso civico in questo è abbastanza scarsa, e le risorse del parco sono esigue, per cui la raccolta dei rifiuti diventa un po' problematica.
E poi però ci vanno anche con i mezzi addirittura a depositare, o no? Sì, vanno anche con le macchine, lasciano l'immondizia. Abbiamo fatto un paio di interventi con persone che si lamentavano naturalmente, che avevano anche filmato, girato questa cosa, e dicevano anche che c'è un numero limitato di persone che può, come dire, sorvegliare per impedire che questo accada, è certo, vero? sì, perché come le dicevo le risorse sono esigue, per cui guardi, anche noi ai crateri silvestri che sono di nostra proprietà ma che noi lasciamo da oltre 20 anni, forse più, il libero accesso a chiunque voglia affacciarsi in un cratere spento. Purtroppo però abbiamo notato che ci sono parecchi problemi, sia di sporcizia perché entrano e lasciano di tutto, quindi poi noi siamo costretti ad andare lì a pulire, dico, e anche di ordine proprio per la sicurezza e per fruirlo in sicurezza. Addirittura qualche anno fa qualcuno con la macchina salì e finì dentro il cratere con la macchina. Dico, per cui, e purtroppo è successo anche questo, quindi anche lì il tema dei silvestri dovrebbe essere diciamo, attenzionato, in primis da parte nostra che ne siamo i proprietari. Noi, ripeto, l'abbiamo sempre lasciata la libera fruizione per far godere gratuitamente a tutti del nostro territorio, però ecco, adesso sta diventando un po' pericoloso. E quindi abbiamo scoperto anche questo, non soltanto le quote più basse, ma addirittura fino ai Monti Silvestri che sono lì sopra. Le vorrei, in chiusura, però chiudiamo con note positive, non soltanto complimentandoci per le vostre attività, per la sua in particolare. Grazie. E perché il turismo comunque va alla grande in Sicilia, in crescendo, è vero? Per fortuna sì. Per fortuna sì, perché i dati sono molto incoraggianti, anche se diciamo sono incoraggianti rispetto agli anni Covid, cioè nel senso l'aeroporto di Palermo ha registrato nel 2022 7.100.000 passeggeri, di cui circa 2 milioni come flusso straniero. L'aeroporto di Catania ha registrato 10.100.000. Sì, e quindi siamo tornati per fortuna ai livelli pre-Covid. E quest'anno addirittura, per quello che ho sentito io dai tour operator e dalle agenzie e per quello che sono diciamo, i dati che fino ad ora abbiamo a disposizione, quest'anno ci sarà un boom e di questo lo attendiamo fiduciosi e ne siamo contenti. Però la costante crescita, ecco, se posso fare sempre quello un attimino più rigoroso, quando vedo che diciamo che le presenze in Sicilia hanno registrato incrementi in positivo meravigliosi, però ci rapportiamo sempre al 2021, che è l'anno dal quale uscivamo praticamente dal Covid, per cui in effetti se poi andiamo ad analizzare siamo tornati ai soliti numeri, cioè nel senso le presenze in Sicilia sono poco meno di 5 milioni registrate l'anno scorso. Per fortuna siamo ritornati ai livelli pre-Covid, ma diciamo che c'eravamo già, quindi i 5 milioni di arrivi con i poco meno di 15 milioni di presenze in termini di pernottamenti sono numeri ai quali eravamo già abituati. Siamo comunque contentissimi di esserci tornati e siamo fiduciosi per il 2023 perché tutti i dati ci danno in forte aumento. Ma assolutamente, e questo glielo voglio dire anche, nonostante questa questione dei prezzi dei biglietti degli aerei, che noi ogni tanto seguiamo anche e che sentiamo parecchie lamentele su questo. Addirittura il Presidente della Regione Schifani si è rivolto all'antitrust per dire ma questi qui che fanno? I cartelli per aumentare i prezzi delle compagnie? E ha messo Aero Italia Nuova dai vari, insomma, cercando di trovare soluzioni per calmierare questa. E lei avverte questa difficoltà? Sì, perché il Presidente Schifani ha fatto benissimo, nel senso che gli slot sono quelli che poi in realtà comandano realmente i flussi, perché chiaramente la comodità di avere un diretto, la comodità di potersi spostare più facilmente determina e invoglia il turista a scegliere una meta piuttosto che un'altra. Ci vorrebbero più compagnie low cost sicuramente, io devo fare un plauso a Schifani, come devo fare un plauso anche alla precedente amministrazione, al Presidente Musumeci, perché devo dire che era da anni che non vedevo la pubblicità della Sicilia a livello nazionale, venite in Sicilia, e devo dire che già dal governo Musumeci questa cosa è stata fatta. Anche Sisili
rubo 30 secondi, è stata una buona iniziativa, cioè per chi il governo ha stanziato 75 milioni di euro, governo regionale, per far sì che chi dormisse almeno 3 notti ne avesse una in omaggio, e anche la fruizione gratuitamente di alcuni ingressi museali e cose. E questa è stata un'ottima iniziativa che ha portato dei benefici. Benissimo, tanti complimenti. Allora ci vedremo sulla funivia al più presto. Grazie per essere stato con noi. Grazie Francesco a lei, Russo Morosoli, e buona gita sulla sommità dell'Etna. Grazie.